avanti e metteva in discussione la possibilità della permanenza degli inquilini e degli inquilini nelle case popolari. Io credo che quella sia stata l'unica battaglia vera di massa contro la politica della Lega e contro la giunta Zaia nel Veneto, esplicitamente contro quelle scelte che sono state fatte, contro i cittadini più deboli, contro i ceti popolari. In questa regione si parla sempre del fatto che la Lega e il centrodestra non mettono le mani nelle tasche dei cittadini e invece le mettono pesantemente nelle tasche dei ceti popolari. Abbiamo ribattuto e abbiamo rintuzzato l'iniziativa sulle case popolari, ma voglio far presente che per esempio nel Veneto ci sono i ticket per la diagnostica e le visite più alti che in tutta Italia, il massimale. Questa è la politica della Lega. Non tassare i ricchi, però mettere pesantemente le mani nei tasche dei lavoratori e dei ceti popolari. Io credo che essere qui oggi abbia un valore simbolico grande, perché appunto richiama un elemento che per noi è centrale della stessa nostra proposta politica e della nostra costruzione delle liste. Le nostre liste sono fatte da chi ha fatto le lotte ambientali, le lotte sociali, chi nelle fabbriche si è battuto contro la continuità delle produzioni non essenziali. E questo è un punto fondamentale, cioè noi ci distinguiamo perché la nostra politica nasce dentro i conflitti reali, dentro le contraddizioni di questo sistema che se erano grandi ieri sono enormi oggi. Il ceto politico che governa questa regione non ha nemmeno idea di come affrontare la drammaticità della crisi che si è imposta con la rottura delle reti della globalizzazione dell'economia mondiale e del turismo, perché questo è il punto. Pensano che tutto possa ritornare come prima, dando un po' di soldi o tanti soldi alle imprese, eccetera, continuando la politica delle grandi opere che diventano oggettivamente sempre più inutili, a cominciare dalla pedemontana. Vedremo quali saranno i flussi di traffico in questa pedemontana che ci costerà una montagna di soldi. Il traffico sicuramente diminuisce il traffico a livello internazionale, il movimento delle merci e il movimento delle persone. E questi insistono sul sistema delle grandi opere, mentre il centro della politica necessaria dal punto di vista della risposta ai bisogni dei cittadini, alla tenuta dell'occupazione e alla stessa ripresa del mercato interno passa attraverso un intervento pubblico soprattutto nei settori che sono stati, come dire, trascurati o tagliati negli ultimi 30 anni, dal centrodestra come dal centro-sinistra, la scuola, la sanità, l'istruzione, il sociale. È da qui che riparte la possibilità di dare occupazione e di garantire anche un minimo di ripresa delle attività commerciali, dei piccoli artigiani, dei piccoli commercianti, perché se la gente non ha soldi in tasca, se non c'è possibilità di occupazione di lavoro, se si deve vivere di elemosina o di cassa integrazione, è del tutto evidente che questo si ripercuote non soltanto su chi vive questa condizione, a volte la stessa condizione di miseria, perché questo è, perché tantissime si rivolgono oggi alla Caritas, ad altre istituzioni, eccetera, per avere un minimo di disponibilità, addirittura di cibo per poter andare avanti, ma questa situazione si risolve appunto solo attraverso un indirizzo dell'intervento pubblico per il risanamento del territorio che crea molti posti di lavoro, per il rilancio della cultura, di un turismo di prossimità. È inutile dire chiamiamo gli influencer a Jesolo, come ha detto l'assessore regionale al turismo della Lega. Queste sono cazzate. Il turismo sulle grandi distanze è finito almeno per qualche anno. L'unica possibilità è il turismo di prossimità, un turismo diverso, altro, che valorizzi le qualità ambientali dei territori, che valorizzi le tante attività piccole, commerciali, artigiane, di ristorazione e altro, insomma, che possono vivere attorno alla bellezza purtroppo
molto spesso calpestata dei nostri territori. E noi abbiamo questa proposta politica, è totalmente diversa dalla proposta politica che fanno tutti gli altri. Non c'è differenza sulle questioni generali tra centrodestra e centrosinistra. Sono d'accordo sull'autonomia differenziata, che vuol dire spostare il centralismo romano al centralismo veneziano, cioè non significa, mentre noi siamo per lo sviluppo delle autonomie locali di prossimità, i municipi e i comuni, quelli che hanno a che fare quotidianamente con i bisogni dei cittadini, sono tutti d'accordo su questa roba, l'hanno votata tutti e tutti la sostengono. Sono tutti d'accordo sul fatto che l'economia si rilancia attraverso le grandi opere, che sono solo i soldi buttati nel cesso e a favore delle banche e delle grandi imprese di costruzione e non hanno nessun valore per il territorio. Sono d'accordo sul fatto di fare le Olimpiadi invernali di Cortina, l'hanno votata tutti insieme allegramente in Parlamento. Io non so se ci sarà la neve nel 2026, so che adesso, perché per poter fare le Olimpiadi del 26 hanno già cominciato a intervenire pesantemente su un territorio che è già fragile, perché la fragilità della nostra montagna l'abbiamo sotto gli occhi di tutti ogni giorno. E continuano a progettare piste, continuano a progettare investimenti in attesa di volumi di turismo che possono venire anche dall'estero che non ci saranno. I grandi eventi sono una perdita secca. Le Olimpiadi si fanno a Cortina e a Milano semplicemente perché gli altri se ne sono andati, perché c'erano altre città, Calgary, c'erano Graz che avevano, e poi si sono ritirate perché hanno fatto i conti fra il dare e l'avere. Il dare sono tanti soldi, è inquinamento, è devastazione del territorio, l'avere è un ritorno assolutamente misero e fatto anche di grandi debiti, è successo anche recentemente a Torino. Ecco, noi siamo un'altra storia, siamo un'altra proposta politica, questa proposta politica noi vogliamo farla vivere oggi per domani, perché noi sappiamo che non è la campagna elettorale il momento decisivo, il momento decisivo sarà la capacità nelle battaglie che sapremo fare nei luoghi di lavoro, nei territori, nelle città, ovunque a difesa dei ceti popolari, perché questo è il primo punto, perché questa crisi è una crisi di quelle che passeranno alla storia, no? Si parla per analogia della crisi del 29 o del dopoguerra, ok? È vero, è così. Infatti c'è un ieri e c'è un domani e il domani non potrà più essere quello che è stato ieri. Il blocco sociale, economico e politico che ha governato questa regione vede le sue basi materiali e strutturali in crisi profondissima e di fronte a questo non c'è nessuna capacità di risposta. La risposta che danno, dobbiamo continuare a fare come prima, è una risposta assolutamente inadeguata, sbagliata, inadeguata e tende semplicemente ancora una volta a favorire le categorie sociali e economiche che sono sempre state favorite in questa regione, che ha tra i suoi primati inquinamento. Questa è una delle regioni più inquinate d'Europa, dove il tasso delle malattie tumorali maschili è il più alto d'Europa. Siamo nella regione dove 3/4 del territorio ha l'acqua inquinata, dove vengono fatti continuamente sversamenti, immissioni di pesticidi chimici e quant'altro. Siamo nella regione, badate bene, dove il 20% della popolazione, si parlava di ieri, domani sarà molto di più, vive sotto la soglia della povertà relativa o attorno alla soglia della povertà relativa. Vuol dire che in questo straordinario modello del Veneto c'è un sacco di gente che lavora e non ce la fa ad arrivare a fine del mese, che viene sfruttata e non riesce a mantenersi e a mantenere dignitosamente
la propria famiglia, perché il lavoro è precario, perché è poco pagato, perché c'è una logica, insomma, che abbiamo conosciuto e visto, di sfruttare al massimo al lavoro per poter competere magari con strutture produttive fatiscenti o obsolete sul mercato mondiale. Noi siamo l'alternativa, siamo quelli che dicono queste cose, siamo l'alternativa. In campagna elettorale, ma come l'abbiamo dimostrato, siamo anche l'alternativa nei fatti sul terreno della lotta, del conflitto sociale e della resistenza. Ho finito.